Tu sei arrivato ieri a Los Angeles, sei dormito la prima notte a bordo, sei un cadetto che comincia la sua avventura. Com'è la notte prima di salire a bordo della più bella nave del mondo? La notte prima di salire a bordo è una notte carica di speranza, di emozioni, ma anche di ansia, perché comunque non abbiamo mai dormito a bordo di nave Amerigo Vespucci, non abbiamo mai dormito su un'amaca e non sappiamo cosa ci attenderà durante questa parte del giro del mondo che affronteremo. Apprenderemo tantissimo, ne usciremo sicuramente molto più formati sia dal punto di vista militare e tecnico-professionale. Quando il comandante ringrazia i ragazzi per il Capo Horn, com'è stato per te vederla questa cosa? È stato molto emozionante e coinvolgente, perché sapevamo che comunque dopo pochi mesi saremmo saliti anche noi su quel ponte e avremmo vissuto fianco a fianco con lo stesso equipaggio che ha compiuto questa impresa e ci caricava tantissimo. Sono orgoglioso di voi, sono orgoglioso di quello che avete fatto, sono orgoglioso del percorso che ci ha portato qua. Quali sono le speranze? Noi in questo viaggio diventeremo un corso, daremo un'identità al nostro gruppo, daremo un nome, un motto, un logo, una frase che rappresenti tutti e 120 gli allievi che compongono l'attuale prima classe, poi per quella che sarà la nostra carriera all'interno della nostra forza armata. Parte tutto da qui.